Un cordiale saluto a voi tutti, cari amici, e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Meteo. Buona settimana! Risulta interessante sapere cosa accadrà al tempo proprio in questi giorni, visto che siamo ormai prossimi al Natale e alle festività natalizie. Diciamolo subito, ondate di freddo non ce ne saranno, per cui per quanto riguarda il discorso della neve bisognerà attendere per vedere tanta neve sui nostri monti, almeno a quote medio-basse, anche sulle zone pianeggianti. Per quanto riguarda il tempo possiamo dire che nella giornata di Natale si avvicinerà una perturbazione, anche se porterà da noi molte nubi per buona parte della giornata, e solo nella serata inizierà qualche precipitazione, specialmente sulle zone montuose con quota neve attorno ai 1800 metri. Il tempo sarà più capriccioso probabilmente nella festività di Santo Stefano, quando ci potranno essere delle piogge, specialmente nella prima parte della giornata, quota neve in calo fino ai 1000-1200 metri. Comunque, come dicevo, ondate di freddo non ce ne saranno, tant'è vero che con questa mappa volevo farvi vedere una previsione delle temperature a circa 1500 metri la volta del 28, quindi ci stiamo avvicinando verso il fine settimana. Potete notare come il Mediterraneo e parte dell'Europa, soprattutto quelle occidentali, siano caratterizzate da colori sul giallo, mentre colori attorno al blu, che sono quelli che indicano il freddo, sono confinati a latitudini più settentrionali. Come dicevo, fino a fine anno, se non verrà smentita questa linea di tendenza, non ci saranno cambiamenti in senso freddo sul nostro territorio. Colgo l'occasione per augurare a voi tutti, alle vostre famiglie, un sereno Natale. Per quanto riguarda questa trasmissione, ci vediamo appunto verso la fine di questa settimana.